Dal cappello del mago. Amici, eccoci qua e benvenuti, bentrovati. Io come sempre sono il mago Alesgar. Eccoci qua. Beh, allora mettetevi comodi perché iniziano proprio in questo istante le nuove avventure di Dal cappello del mago. Wow! Beh, allora, cari amici, quest'oggi avremo tante avventure. Come sapete, io non mi ricordo mai bene quello che deve succedere. Ecco, diciamo succede e basta, lo estraggo dal mio cappello. Meno male che ho il mio amico saggio alieno che si ricorda tutto, ma tutto. Allora, innanzitutto saluto voi, ma andiamo a salutare anche il saggio alieno. Saggio alieno, ciao! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Ed eccolo qua, lui viaggia, naviga, gira, insomma, mamma mia, ne combina di tutti i colori. Io non so come faccia a ricordarsi davvero tutto. Saggio alieno, visto che sei molto preparato, ecco, è un po' il mio segretario, che cosa faremo in questa puntata? Oh, caro mago, in questa puntata giocheremo a Indovina un po' insieme a me e all'albero burlone. E poi ci sarà la scuola di magia per imparare un gioco di prestigio che tu ci insegnerai. Eh sì, sarà una puntata magica. Ah, ecco, ok, allora direi che possiamo cominciare. Voi cosa dite, amici? Siete pronti? Io sono pronto, ok, ci sono, molto bene, e vi ricordo, ecco, quello me lo ricordo, di mandarci i vostri saluti, i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche, le vostre barzellette preferite. Scriveteci a ciao@gmail.com. E se siete capaci anche a fare una magia, ecco, fatevi filmare così in orizzontale dai vostri genitori. Se vorrete potremo anche coprire il viso, ecco, se magari siete timidi, se non volete comparire, ecco. Ma se siete in grado di fare una bella magia, ecco, mandatecela, così potremo vederla tutti, perché le magie sono belle da fare a casa, da soli, ma sono belle anche se condivise, perché donano meraviglia, ci fanno sorridere, ci danno un po' di leggerezza, e la leggerezza nella vita è importante, assolutamente. Beh, io direi che potremmo cominciare. Iniziamo, ok? E allora si parte! Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alesgar. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alesgar. Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alesgar. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alesgar. Amici, eccoci anche oggi all'interno di Indovina un po', per giocare insieme a me, il saggio alieno, e all'albero burlone. Siete pronti a indovinare di che cosa stiamo parlando? Io e l'albero vi daremo alcuni indizi e voi dovete indovinare. Oh, questo oggetto di solito è fatto in legno. Sì, ma possono essere anche in metallo o in cristallo. Beh, di solito si usa il legno vivo, ottenuto proprio dalla potatura di diversi alberi, la quercia, il nocciolo, ma molto potente è anche il sambuco. Oh, diciamo che non è ancora proprio chiaro. Beh, possiamo aggiungere che tutti i bimbi sognano di averne una. Oh sì, certo. E cosa potrebbe essere? Beh, diciamo che è lunga e sottile. Che cosa sarà mai? Oh, e aggiungiamo che solitamente sono bianche e nere. Oh, lunga e sottile, è un oggetto fantastico, è legato molto anche alla fantascienza.
può servire anche per grattarsi la schiena. Ma no, non si usa per grattare la schiena, dai! La usava anche Harry Potter. Beh, ora è molto più chiaro, direi. Avete capito? La usa Harry Potter. È fatta soprattutto in legno. È lunga e sottile. Di cosa stiamo parlando? Possiamo aggiungere che ce ne sono tante anche nella valigetta del mago Alesgar. Avete capito? L'oggetto di quest'oggi era la bacchetta magica. Chi ha indovinato, amici? È proprio la bacchetta magica. Ai tempi veniva definita fascio di ramoscelli e sembra che derivi dal Medio Oriente, ma anche dall'Oriente, dalla Cina, il Giappone, l'India, l'Iran. Qui lo strumento era un importante simbolo religioso che trasmetteva un collegamento fra il mondo materiale e quello spirituale. Oh sì, si ritiene che siano state inventate in Cina tanti anni fa, dove le prime bacchette risalgono all'epoca della dinastia Shang. Si parla circa del 1600-1046 avanti Cristo. Sì, ma diciamo che verosimilmente si tratta di un antico feticcio, seguendo poi delle diverse linee di svolgimento ha dato poi luogo al lituo sacerdotale e allo scettro reale, come anche al bastone del comando, quindi la bacchetta ha subito poi delle trasformazioni. Se ne trovano molte, poi proprio in Harry Potter. La bacchetta di Harry Potter, sapete, è fatta di legno di ulivo e contiene un nucleo di piuma di fenice. L'ulivo è un legno che proprio simboleggia la pace e la protezione, mentre la piuma di fenice è nota per la sua capacità di guarire e portare speranza. Beh, amici, avete giocato con noi, adesso continuano le avventure magiche qui Al Cappello del Mago. Amici, eccoci e benvenuti nella nostra scuola di magia, benvenuti in questo spazio, in questo teatro. Beh, vedete, le magie si possono fare anche a teatro, ma non solo, si fanno un po' dappertutto. Ma questo teatro potrà essere anche il vostro, perché una volta imparata una magia, un gioco di prestigio, ecco, potrete presentarlo al vostro pubblico. Perché, come diciamo sempre, le magie sono belle da fare da soli, bisogna esercitarsi, ma è più bello poi farle in compagnia, certo, donando appunto meraviglia. Per fare la magia di quest'oggi ci servono 2 carte, possono essere anche 2 fogli, possono essere 2 carte qualsiasi. Guardate attentamente, si piega questa carta, attenzione, si prende quest'altra e facendo un piccolo soffio magico, così, o usando la parola magica, io di solito uso questo, guardate cosa può succedere. Avete visto, ragazzi? È qualcosa di meraviglioso. Attenzione, e poi con un altro soffio magico le carte tornano normali. Wow! Amici, volete sapere come abbiamo fatto questa magia? Beh, innanzitutto servono 2 carte, ma ne serve anche una terza, perché bisogna andare a tagliarla e andare a formare un piccolo rettangolo da incollare qui dietro. Ma certo, perché ovviamente la carta non viene attraversata da qui, ma la carta che noi andiamo a inserire attraversa proprio questo spessore, vedete, che abbiamo incollato. L'abbiamo incollato sul dorso, abbiamo messo dello scotch biadesivo sui lati, qui, e in questo modo si dà l'illusione che l'altra carta la attraversi. Vedete, in realtà non passa da qua, ma passa dal dorso che abbiamo incollato. Avete capito? È molto semplice, ma l'effetto
è super, vero? Beh, se avete qualche dubbio potete riguardare il video, naturalmente. Sul mio canale YouTube trovate altre magie da scoprire e potete anche scrivermi se volete a ciaociaomago@gmail.com. Quando avrete imparato questa magia potrete anche, se vorrete, farvi riprendere dai vostri genitori, ecco, dai nonni, amici, parenti, e potete mandarci il video così la guarderemo, ci meraviglieremo insieme, ok? Beh, le avventure continuano. I saluti. Ragazzi, eccoci, è giunto il momento dei saluti. Allora noi salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato, un grande abbraccio. Saluto il saggio alieno e grazie anche a lui per ricordarmi ogni volta quello che non mi ricordo, ecco, anche se poi ho tutto preparato, scusa, il mio segretario, il saggio alieno. Saluto anche il nostro Albero Burlone. Albero, ciao e grazie. Oh, ciao amici, ciao mago. Che forte, che gentile il nostro Albero Burlone, con lui saluto anche tutta la natura circostante, ecco, ovviamente grazie a lei che ci ha permesso questa puntata di Dal Cappello del Mago. Le avventure continuano, mi raccomando, rimanete con noi, se volete potete andare sul canale YouTube Mago Alesgar e scoprire tutte le puntate passate, che ce ne sono tante di Dal Cappello del Mago, e trovate anche nelle varie playlist anche tutte le nostre rubriche, Una magia col mago, Mrs. Magic, le magiche storie estratte dal mio cappello e anche la scuola di magia per diventare voi stessi dei maghetti, ecco, quindi mi raccomando, ecco. E poi importante, eccola qua, la nostra mail, ciaociaomago@gmail.com, mandateci i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette, e se siete capaci anche di fare una magia, fatevi filmare in orizzontale, ecco, mi raccomando, se non volete comparire, e poi vi oscureremo noi il viso, tranquilli. E se però avete una bella magia che siete in grado di fare e realizzare, fatevi filmare e mandatecela, così potremo assaporarla, meravigliarci tutti quanti insieme, perché la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se fatta in compagnia, è un po' come la vita. Fatta in compagnia è ancora più bella e speciale. Bene, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici, ciao! Dal cappello del mago.